Ancora cavalli di 3 anni, distanza del miglio, Fiordalisa Blu, Flash Point Call, Freisa dei Greppi, Flash Dance Trio, Fenice dei Greppi, Fulmine SM in prima fila, Frankie Matley in seconda. Sembra match fra Flash Point Call e Flash Dance Trio. Macchina che stacca la velocità iniziale di Fenice dei Greppi che cerca di sopravanzare Flash Dance che a sua volta va su Flash Point e passa a condurre in 150 metri di gara. Rimane invece all'esterno e retrocede Fenice dei Greppi fino a trovare addirittura la coda quasi del gruppo. Intanto i primi 200 in 15,1 per Flash Dance Trio che ha sopravanzato in partenza Flash Point Call e i 400 iniziali scorrono in 31,1, terza posizione alla corda per Freisa dei Greppi. Più indietro vediamo incolonnati in fila indiana Fiordalisa, poi Frankie Matley e ancora Fenice dei Greppi e Fulmine Sam. Intanto 600 che se ne vanno in 47,7, andatura ora ridotta con Flash Dance Trio che una volta al comando cerca di addormentare il ritmo di gara, si trascina infatti quella che dovrebbe essere l'avversaria principale, vale a dire Flash Point Call. Intanto all'esterno esce Fiordalisa Blu che dopo 700 metri di gara va a gravitare a ridosso di Flash Point Call, chilometro 1,19 e mezzo con un parziale in 15,9, 500 alla conclusione, non ha ancora allungato Flash Dance Trio. All'esterno rimane Fiordalisa Blu, 400 alla conclusione, parziale ora in 15,5, a contatto è sempre Flash Point Call, cavalli sulla curva conclusiva a metà della quale ancora non scappa via Flash Dance Trio, in schiena c'è sempre Flash Point Call, mentre prova la terza corsia Frankie Matley, retta d'arrivo con Flash Dance Trio ora lanciata. Flash Point Call prova ad avvicinarla, nel finale guadagna terreno, finale serrato e sul palo passa di precisione Flash Point Call che vince 1,17,5 con 29,7 di chiusa sul traguardo. Emerge di precisione Flash Point Call, Cosimo Fiore in sediolo e al training per conto del signor Muzio Aresta. Andiamo a rivedere. Sì, proprio sul palo, vedete, mette la testa davanti all'avversaria, quindi match sulla carta, match in pista e ha vinto sprintando nel finale Flash Point Call, piegando di precisione Flash Dance Trio. Rivediamo ancora le immagini. Bel primo piano, mentre al terzo posto, ma decisamente più discosto, finisce Fiordalisa Blu.